Grappa si prepara la fiaccolata per ricordare Luca Russo, il 25enne ucciso dai terroristi a Barcellona, atteso una folla commossa tra le vie della città. Alle 16 l'apertura della Camera Ardente con l'omaggio alla salma del ragazzo, domani pomeriggio i funerali, la fidanzata Marta ha potuto vedere il suo Luca. Scampa la strage di Barcellona grazie ad una telefonata della madre adottiva ed ora un giovane ecuadoregno, studente a Padova, cerca la madre naturale. Nuova tragedia sul lavoro, 40enne operaio cade in una cisterna e muore soffocato, il dramma in un'azienda vinicola del Trevigiano. Omicidio e suicidio di Mira, stamane a Marghera l'addio congiunto dell'agente di polizia e della moglie, vittima dei suoi colpi, il parroco invita a non giudicare e a stare vicino ai figli della coppia. Per un errore del comune il nome di 600 automobilisti multati finisce in rete, bufera Solesino, cittadini pronti alla class action. Sport calcio, al via il nuovo campionato di Serie B con il ritorno del Venezia fra i cadetti, entusiasmo alle stelle ma non sarà facile, dice mister Inzaghi. Ben ritrovata, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Dunque la fidanzata di Luca, Marta, si trova ancora ricoverata al San Bassiano e questa mattina la commovente visita all'obitorio. Vediamo. Marta e Luca, due anime gemelle, un grande amore spezzato dalla lucida follia omicida dei terroristi. 7 giorni esatti dopo la tragedia di Barcellona, Marta finalmente stamattina è tornata dal suo Luca. È salita su di un'ambulanza con la mamma per raggiungere la cappella dell'obitorio dell'ospedale, in mano le rose rosse, le rose dell'amore, un ultimo dono da offrire al suo amato Luca, quel giovane uomo dagli occhi azzurri che tanto l'ha fatta sognare. Si è fermata con lui per circa mezz'ora, poi è tornata nel reparto di terapia intensiva dove si trova ricoverata da ieri sera dopo il suo rientro dalla Spagna. Oggi è stata sottoposta ad una serie di esami diagnostici, soprattutto di tipo radiologico, per verificare la sua situazione clinica. Ma le condizioni generali, ripeto, è anche difficile in questi momenti fare una valutazione, nel senso che almeno nei colloqui avuti con lei effettivamente è una ragazza forte e che ovviamente ha ben realizzato quello che le è accaduto. A fianco al suo comodino la foto del suo Luca, ha chiesto espressamente la volontà stamattina sul presto di andare a salutare in obitorio e quindi nonostante questa sofferenza che porta dentro le condizioni cliniche comunque sono buone, insomma. Nonostante le condizioni di Marta siano buone, la 22enne ha bisogno di riposo e di tranquillità. Per questo i medici le hanno consigliato di non partecipare alla fiaccolata di stasera, sarà presente invece domani al funerale. Ovviamente Marta voleva partecipare a tutte quelle che erano le funzioni che sono state programmate per il povero Luca e ha poi capito che effettivamente anche la partecipazione alla fiaccolata sarebbe stato forse un qualcosa di stancante, non solo emotivamente ma anche fisicamente, comunque ha bisogno ancora di riposo, però effettivamente avremmo un po' concordato di farla partecipare alle esequie. E così Marta sarà ancora al fianco di Luca domani pomeriggio nell'ultimo viaggio del suo amato. Ed oggi l'addio della città a Luca, la Camera Ardente a San Giovanni, la fiaccolata in centro, domani i funerali, vediamo. 24 e 25 agosto, 2 giorni di fine estate, 2 giorni tutti per Luca. È cominciato il lungo addio di Bassano alla giovane vittima del terrorismo. Il primo atto, l'apertura della Camera Ardente pubblica. Nella chiesa di San Giovanni in Piazza della Libertà il feretro è arrivato intorno alle 15, accompagnato dalla nonna, sempre a fianco del nipote in questi giorni, e gli zii. Ad aspettarli il sindaco Riccardo Poletto. Tutto è candido, rose e anturium bianchi, una bara in legno chiarissimo. Alle 16 l'apertura della chiesa. Arrivano alla spicciolata, bassanesi ma anche turisti, chi arriva per caso. Luca è amico e figlio di tutti. Adesso si vive nel terrore, si vive perché o manifestazione, uno va a vedere una partita di non si sa mai, perché colpiscono dove c'è molta gente, poi non si sa dove colpiscono. Non lo conosco, però la cosa mi ha scosso un poco.
Il feretro è avvolto nel tricolore, accanto l'omaggio del Presidente della Repubblica. Ci sono i fiori della regione e della città di Bassano, ma tra il candore di boccioli chiari spicca il pensiero scarlatto e pieno d'amore di Marta. Siamo passati a Bassano e abbiamo trovato qui. È un po' un figlio di tutta Italia. Certo, sicuramente sì. Una breve sosta di fronte alla salma, qualche messaggio, tanta commozione, una preghiera per Luca, anche de Amani al-Nasif, siriana, simbolo di una libertà che spesso manca. Credo che sia un gesto dovuto, soprattutto perché dovremmo ricordare che noi non abbiamo paura, che non è di fronte a questa cattiveria, a questa violenza che ci possiamo fermare. Continueremo a venire, ad andare ai concerti, a non avere paura. Mamma, un ragazzo d'angelo era. Io ti parlo da mamma, poteva essere mio figlio, però dico che la vita è crudele, non meritava così. Io una mamma, faccio un figlio, lavoro, vai in vacanza, poi me lo vado a prendere morto. Ma che mondo che viviamo? Alle 20:30 il secondo atto, la fiaccolata, un momento collettivo per far fronte al dolore grande di tutta una comunità. Venerdì Bassano sarà ufficialmente una città vestita al lutto. Alle 16 nella chiesa di San Francesco i funerali celebrati dal vescovo di Vicenza Monsignor Beniamino Pizziol insieme all'abate di Bassano Don Andrea Guglielmi. È il terzo e ultimo atto. Tante le autorità che hanno già garantito la loro presenza alla celebrazione, dal viceministro dell'Interno Filippo Bubbico al presidente della regione Luca Zaia con una rappresentanza dell'amministrazione regionale, il presidente della provincia Achille Variati, tutta l'amministrazione di Bassano. Un 25enne che vive a Padova si salva dalla strage di Barcellona grazie alla telefonata della madre adottiva. Ora lancia una raccolta fondi in rete per andare a cercare la madre naturale in America centrale. Vediamo. Ciao a tutti, sono Giulio. Oggi ho 25 anni e vorrei coinvolgervi nella mia vita. La telefonata della madre adottiva gli fa rallentare il passo, pochi secondi che sono sufficienti a evitare l'impatto con il furgone che uccide 15 persone sulle Ramblas di Barcellona. È la storia di Julio, un ragazzo di 25 anni originario di El Salvador nell'America centrale, ma adottato quando aveva 3 anni da una coppia siciliana. Julio è arrivato a Padova per frequentare l'università e laurearsi in comunicazione. A Padova lavora per pagarsi gli studi e in questi giorni era a Barcellona per un corso di spagnolo. Ora lancia anche un appello in rete. Adesso, dopo aver conseguito la laurea in comunicazione all'Università di Padova, ho sentito che è arrivato il momento di scoprire le mie origini. Ma ho bisogno di voi per riuscire nell'intento. Spero tanto mi accompagnerete nel mio viaggio. Grazie a tutti. Giulio. Julio vuole conoscere la sua madre naturale dopo che quella adottiva gli ha salvato la vita con quella telefonata e per questo in un video lancia una raccolta di fondi per pagarsi il viaggio nel suo paese d'origine alla ricerca della sua prima famiglia. Servono 2.000 euro, tra i primi ad aderire un docente del BO. Fra un po' poi ci collegheremo anche in diretta con Bassano, con la nostra redazione di Bassano dove si stanno preparando per la fiaccolata. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale, parla un'amica dello studente giornalista combattente contro l'ISIS. Claudio è sempre stato determinato, la sua è una scelta che ci preoccupa ma non ci stupisce. Sentiamo. Chi conosce Claudio non è sorpreso della sua scelta. Prima l'addestramento era combattente delle milizie kurde contro l'ISIS. Lo studente bergamasco ma padovano d'adozione ha sempre amato agire attivo nel sindacato e nel volontariato. Laura, sua amica e compagna di studi in psicologia, lo ha sentito via SMS una settimana fa. Quando scrive sono saluti veloci rispetto al fatto che sta semplicemente bene, rispetto al fatto che continua a essere convinto di quello che sta facendo, quindi non entra nel dettaglio, ma non credo che abbia proprio il tempo, vedo che manda proprio messaggi molto veloci. Poche frasi scambiate via SMS. Claudio è in Siria da febbraio, le aveva raccontato del video comparso sul web nei giorni scorsi. Racconta la sua scelta, quella di combattere contro il terrorismo. Era una scelta, non dico che ci potevamo aspettare perché è stato un bel colpo per tutti, almeno dal punto di vista della preoccupazione, però sicuramente erano persone che condividevano la scelta, nel senso che ne capivano le motivazioni più profonde anche politiche, e dall'altro lato persone che conoscono lui, quindi è molto in coerenza con Claude quello che sta facendo, ecco. Claudio aveva abituato i suoi amici al suo essere sempre in prima linea, ma la partenza in Siria li ha preoccupati. Vedere il video li ha rassicurati, ma solo pochi giorni fa il ragazzo ha perso un amico in battaglia. Un ragazzo americano, Robert, che come lui aveva scelto di combattere l'ISIS. Impossibile per Laura e gli altri amici sapere quando il ragazzo tornerà a Padova. Immagino che dipenda molto da come vada, quindi
non credo che sia prevedibile in questo momento, dipende come vanno le cose. E sul fronte terrorismo continuano a far discutere le parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, al meeting di Comune Liberazione di Rimini, quel Gasparemo riferito ad eventuali terroristi in piazza San Marco. E alle frasi del sindaco Brugnaro è dedicato anche oggi il nostro sondaggio. I numeri li vedete in sovraimpressione. Per chi è d'accordo, quindi vuole votare per il sì, deve comporre lo 0422 16 26 691, per chi invece non è d'accordo lo 0422 16 26 690. E all'indomani delle dure critiche dell'opposizione, la Giunta fa quadrato attorno al primo cittadino, quindi a Luigi Brugnaro, a partire dall'assessore Simone Venturini. Sentiamo. Il sindaco Brugnaro ha detto quello che tutti pensiamo, che se un terrorista inizia a correre in piazza San Marco tutti speriamo che qualcuno lo fermi. È evidentemente un sindaco che non usa un linguaggio del politicamente corretto, non usa un linguaggio felpato da nobile della politica. Lui è un sindaco del popolo e parla al suo popolo. Il Gasparemo riferito ai terroristi che Luigi Brugnaro ha dichiarato durante il meeting di Rimini, dove hanno partecipato altri primi cittadini, continua a far discutere, mentre le opposizioni la definiscono un'uscita fuori luogo per un sindaco, nonché pericolosa e provocatoria. Prende le sue difese l'assessore Venturini, che sottolinea come Brugnaro sia in realtà un rappresentante del popolo, rassicurandolo con parole semplici e dirette, seppur per molti discutibili. Ha chiarito in maniera egregia che qualsiasi persona voglia farsi saltare per aria in piazza San Marco, la speranza ma anche la certezza è che il nostro apparato di sicurezza possa fermarlo. Purtroppo il come non è con le carezze, non è con i dialoghi interculturali, non è con le manifestazioni e con le bandiere della pace, ma purtroppo davanti a una forza così irruente e così imprevedibile l'unico strumento è altrettanta forza dell'apparato di sicurezza. E continuiamo a parlare della lotta al terrorismo, ma ci spostiamo a Vicenza, le istituzioni locali al lavoro per individuare nuove misure per la sicurezza dei cittadini, dai New Jersey alle polizie in borghese, mentre monta la polemica di un coinvolgimento in prima linea della polizia municipale. Sentiamo. Io ho tanta paura adesso di andare all'estero, le città, ho partecipato all'evento che hanno fatto qua a Vicenza, che tutte le piazze facevano musica, e devo dire che io e i miei amici avevamo un po' paura, nonostante sapessimo che avevano messo comunque i blocchi. Il seme della paura è stato insinuato e mentre ancora si piangono i morti, governi, istituzioni locali cercano, studiano nuove misure per rendere più sicure le nostre strade, le città, gli eventi. Una battaglia che sembra impari, si spazia dai New Jersey in cemento posti in maniera sfalsata per impedire il passaggio di camion e auto impazzite che falciano la folla. Beh, un'idea sono quei cubi di cemento che sono brutti, però all'inizio e alla fine di un corso di passeggio. Nella città di Vicenza, che è piccola, quando hai messo 4-5 New Jersey nei punti strategici, dopo sa cosa vuoi mettere? Un deterrente, ma c'è chi già ne vede il limite. Quella gente lì ha anche la capacità di andare a trovare le vie traverse, allora fanno barriere di qua di là e poi vanno a passare dalla piazzetta, dalla stradina che so io. Dal New Jersey in cemento alla presenza discreta della polizia in borghese per arrivare alla decisione nel capoluogo berico di poter armare la polizia municipale, come peraltro annunciato al nostro microfono dallo stesso assessore alla sicurezza urbana Dario Rotondi. Soluzione che il giorno dopo il nostro servizio vede salire sulle barricate le organizzazioni sindacali al grido di no ai vigili antiterrorismo. La polizia locale ha compiti istituzionali ben definiti e la lotta al terrorismo non rientra tra questi, spiega il sindacato, legge alla mano. Legge che ha i suoi anni e non tiene ancora conto di tempi difficili che stiamo vivendo e per questo gli agenti di polizia municipale si sentirebbero inadeguati a rivestire questo nuovo ruolo. Se la polizia municipale tentenna e mette le mani avanti, la gente però al contrario con loro si sentirebbe più sicura. Io mi sentirei più tranquilla sicuramente, cioè almeno loro che siano insomma, che abbiano le attrezzature adatte a un eventuale attacco. Quello secondo me è una cosa che può essere fatta, perché
fanno parte della difesa pubblica, dell'ordine pubblico. Non dico mica adesso perché è armato e deve ammazzare la gente, però se c'è la necessità, è inutile, perché siamo un po' fermi ancora, all'alto là chi va là. 2 focolai di influenza aviaria del sierotipo H5 sono stati scoperti in Veneto, nei comuni veronesi di Colonia Veneta e Angiari. Il presidente della regione Luca Zaia ha firmato 2 diverse ordinanze con le quali vengono introdotte misure di restrizione nelle zone coinvolte. In entrambi i casi sono istituite una zona di protezione con disposizioni molto rigide e una zona di sorveglianza più ampia per monitorare e contrastare la diffusione del virus. Tragedia sul lavoro nel Trevigiano, un 44enne padre di 2 bambini ha perso la vita all'interno di una cantina di Mareno, asfissiato nella cisterna per il prosecco che stava pulendo. Lavoratore di 44 anni, CD, da San Polo di Piave, rumeno, 2 figli, moglie, ed è morto per asfissia facendo un'attività all'interno di una vasca per il vino. È morto così questa mattina Daniel Alessandro Coicaro, operaio da 20 anni alla cantina Cide di Vicolo delle Margherite a Mareno di Piave. Una tragedia senza testimoni perché l'operazione di pulitura non era prevista oggi nel piano di lavoro e l'uomo la stava compiendo da solo. Non è annegato nel vino, è nell'ambito di un ambiente confinato, privo ovviamente di vino ma con presenza di aria, ma c'era anche presenza di CO2, l'anidride carbonica che si forma dai processi di fermentazione del vino. Ad accorgersi di quanto era successo ai colleghi di lavoro che non l'avevano più visto aggirarsi tra le cisterne. Immediata la richiesta di soccorsi con l'elicottero del SUEM che è atterrato nel giardino della casa dei titolari e con gli specialisti che hanno tentato purtroppo inutilmente di rianimare il 44enne. A quel punto non è restato che attendere le forze dell'ordine, i tecnici dello Spisal per la rimozione della salma. Sul posto anche parenti e amici della comunità rumena, increduli per l'accaduto. Poi le verifiche dei tecnici, anche se pare l'ipotesi più probabile sia quella di una tragica leggerezza. Gli interventi di lavoro all'interno di luoghi confinati, che possono essere la vasca del vino, la vasca biologica, qualsiasi posto anche in una cantina sotterraneo, prevedono sostanzialmente l'uso di dispositivi di protezione specifici, maschere a mandata d'aria e in più anche la presenza di terzi, di altre persone in grado di intervenire se succede qualche impatto. Siccome questa non era una lavorazione prevista, lui ha fatto tutto da solo. Non c'erano queste procedure in corso, però questa non era una lavorazione prevista. Tutto il resto lo dovremo approfondire. Ci spostiamo nel veneziano, a Marghera, nella chiesa di San Michele Arcangelo. L'ultimo saluto a Sabrina e Luigi. Non siamo qui per giudicare, ha detto il celebrante, siamo qui per essere prossimi in riferimento ai figli della coppia. Una moltitudine di persone avvolte in un silenzio spettrale, rotto solo alla fine del rito da un lungo battimani che possiamo solo raccontare. Per l'ultimo saluto a Sabrina Panzanato e Luigi Nocco, nessun altoparlante, flash e telecamere fuori dalla chiesa di San Michele Arcangelo a Marghera, dove si sono radunati parenti, amici e colleghi. Le 2 bare affiancate nella navata centrale davanti all'altare, ricoperte da cuscini di fiori candidi, come il lenzuolo che avvolse Gesù nel Santo Sepolcro. È alla resurrezione che è dedicata la pagina del Vangelo di Luca, a cui il celebrante si rifà nella sua orazione dedicata interamente ai figli di Sabrina e Luigi. Non siamo qui per giudicare, siamo per essere prossimi, dice il sacerdote. Dovete accompagnare questi ragazzi ogni giorno con la preghiera per far sentire loro il calore della comunità. Il parroco ha esortato a non dimenticarsi di loro e a perdonare, perché il perdono guarisce la vita ed è igiene mentale della nostra esistenza. Ma il celebrante ha anche detto: evitiamo le chiacchiere, perché ogni morte e solitudine, quella di Luigi e Sabrina, è stata certamente impattante.
In chiesa e sul sagrato moltissimi colleghi del poliziotto che prestava servizio a Marghera e di Sabrina, infermiera all'ospedale di Mestre. 8 giorni fa il dramma davanti all'abitazione della coppia a Dogaletto di Mira, e a rappresentare la comunità di Mira al funerale c'era anche il primo cittadino Marco Dori, mentre per la municipalità di Marghera il presidente Gianfranco Bettin. Uno dopo l'altro i feretri sono usciti dalla chiesa e hanno lasciato il sagrato per proseguire verso il cimitero di Marghera. È ancora ricoverato in gravi condizioni l'uomo che ieri pomeriggio si è lanciato dal tetto della sua abitazione a Jesolo. Sono ancora gravi le condizioni del 41enne algerino che mercoledì pomeriggio, dopo un litigio con la moglie e la cognata, si è lanciato dal tetto della sua abitazione a Jesolo, in via Danimarca, a pochi passi da piazza Milano. Tutto è iniziato intorno alle 10:30 per poi concludersi circa 4 ore dopo. Prima di salire l'uomo aveva tentato di ferire le 2 donne con un coltello, dopodiché con una bottiglia in preda ai fumi dell'alcol si è diretto sul tetto, dove è stato a lungo prima di lanciarsi nel vuoto. A nulla è servita la presenza di vigili del fuoco e forze dell'ordine che non sono riusciti a fermarlo, un volo di circa 10 metri. Tutto sotto gli occhi della folla, tra chi conosceva il 41enne e cercava di farlo desistere e chi invece era solo curioso di sapere come sarebbe andata a finire. Qualcuno si è anche fermato insieme ai figli piccoli che loro malgrado hanno assistito alla scena. Sconcertante il fatto che nel momento in cui l'uomo si è lanciato qualcuno abbia addirittura applaudito, mentre c'era chi riprendeva la scena con il cellulare. Pesanti e crudeli anche alcuni commenti sui social network. Al momento il 41enne è ricoverato all'ospedale all'Angelo di Mestre. Al pronto soccorso in stato di shock sono state portate anche le 2 donne, entrambe più grandi di una decina d'anni rispetto all'uomo. La moglie ha riportato una frattura, ne avrà per 30 giorni. Sono in corso le indagini dei carabinieri per far piena luce sull'accaduto. A carico del 41enne si prospettano i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza domestica e lesioni, oltre a violenza sessuale nel caso in cui il racconto delle donne fosse confermato. A Onè di Fonte, in provincia di Treviso, vigilia infuocata per l'assemblea pubblica prevista alle 21 sull'arrivo dei migranti dopo la lettera della prefettura che stigmatizza le polemiche del sindaco. Il primo cittadino sbotta. Non ci sta a farsi zittire e risponde per le rime. A Onè di Fonte il livello è già caldissimo da lunedì, quando i primi 22 migranti sono arrivati all'ex convento, ma a far imbufalire ulteriormente il primo cittadino a poche ore dall'assemblea pubblica e municipio è stata la severa nota della prefettura, che ieri ha stigmatizzato le polemiche del sindaco, specificando come fosse costantemente informato della situazione. Una ricostruzione smentita dal diretto interessato. Ma informato di cosa? Io i primi di agosto ho sentito la prefettura, mi hanno detto al momento non c'è alcun rapporto formale con questo consorzio Restituire, che è questa cooperativa che dopo gestisce questa cosa, ma sarà informato a tempo debito. Io non li ho più sentiti, non ho ricevuto alcun comunicato, tranne alle ore 11:20 dell'altro giorno, di 22 di agosto, quando i migranti stavano per varcare il cancello. Certo, continua Tondi, so bene come tutti quanti che dal 2016 l'ex convento di Onè era uno dei siti scelti per l'arrivo dei migranti. Ma è altrettanto noto al prefetto che io ho detto 1000 volte, e l'ho scritto altrettante 1000 volte, che a Onè siamo già a posto, che abbiamo già il 25% di stranieri e che abbiamo nelle classi delle scuole elementari anche il 70% di bambini. Insomma il no è ribadito come accaduto nella fiacolata di un anno fa. Allora si trattava di opporsi a 200 migranti, ma anche con il numero di 77, quello stabilito dall'ULSS, ci sarebbero problemi, secondo Tondi, che dalla prefettura esige chiarezza. Se rimane tutto nel limbo così e dopo la prima occasione ne arriva un'altra corriera, dopo un'altra, a me questo non sta bene, perché io questo chiedo, io voglio sapere il numero esatto, voglio delle garanzie precise, scritte, non voglio chiacchiere e neanche prediche. E sbotta definitivamente quando ricorda la dura nota del prefetto. Io sono un sindaco, voi voti, no, ho vinto concorsi, se io ho l'obbligo di difendere i miei cittadini, che scrivo anche al presidente Mattarella. Ancora cronaca, questa volta dal Vicentino, spaccata nella notte in un atelier di vestiti da sposa. Montecchio Maggiore, gli abiti da sposa vanno a ruba, letteralmente.
Sono quasi le 3 di notte quando una gang di malviventi sfonda la vetrina dell'atelier e porta via alcuni preziosissimi abiti bianchi. I ladri si danno alla fuga con una potente berlina con targa ucraina, ma hanno i carabinieri alle spalle e a causa della velocità i banditi escono di strada e finiscono in un fosso. A quel punto abbandonano macchina e refurtiva e fuggono a piedi. Ora sono ricercati, ma sicuramente le clienti dell'atelier possono tirare un sospiro di sollievo. I loro vestiti sono salvi. Hanno rischiato di doversi andare a sposare in blue jeans. Il comune di Solesino nel Padovano sotto accusa avrebbe messo in rete per errore i nomi dei cittadini multati per eccesso di velocità e loro stanno pensando ad un'azione legale collettiva. Ora sono spariti per un paio di mesi, però erano rimasti pubblicati sul sito del comune di Solesino, Bassa Padovana. Parliamo dei nomi di oltre 600 cittadini che per aver superato più volte nel 2013 e 2014 i limiti di velocità imposti sul territorio e non avendo pagato le contravvenzioni, ora rischiano di vedersi recapitare cartelle esattoriali pesanti fino a 8.000 euro. Ma vedersi pubblicati in rete nome, cognome, targa dell'auto o della moto e altri dati personali ha fatto infuriare molti cittadini che ora sarebbero pronti attraverso un avvocato a unirsi per una class action legale contro il comune. Nel frattempo il sindaco e il comandante della polizia municipale, che hanno ordinato di cancellare dalla rete nomi e dati sensibili, si sono pubblicamente scusati con i cittadini, sostenendo che si è trattato di un errore dei sistemi informatici, ma non è detto che i multati si accontentino delle scuse. Siamo allo sport calcio, inizia la nuova stagione di Serie B che vedrà protagonista anche Venezia. Mister Inzaghi dice non sarà facile. Al via venerdì il campionato di Serie B che quest'anno vede tra le new entry anche Venezia, forte di una brillante stagione con la vittoria di Coppa Italia e Lega Pro. Penso che mai come quest'anno insomma, sia una Serie B con 7-8 squadre fuori portata. Poi però noi dovremo cercare di rendere la vita difficile a tutti, siamo una buona squadra, abbiamo un grande entusiasmo, insomma, speriamo di fare un bel campionato. Per mister Inzaghi non sarà facile, ma la squadra ce la metterà tutta, a partire dall'esordio contro la Salernitana, in programma sabato 26 agosto alle 20:30. È una partita complicata come saranno tutte in B, insomma Salernitana è una squadra di esperienza con giocatori che giocano da tanto tempo in questa categoria, sarà una partita complicata però giochiamo in casa, insomma dopo 12 anni torniamo a giocare a Venezia, e Venezia torna a assaporare la Serie B, speriamo ci sia lo stadio degno di una partita così importante, aspettiamo tutti i nostri tifosi, speriamo di regalargli una bella serata. Durante la presentazione della stagione calcistica a Cassagredo è inevitabile non pensare al nuovo stadio che sarà pronto, assicura il presidente Tacopina, in pochi anni. 2 anni e mezzo, 3 anni, forse 4 anni, ma veloce è possibile. Il nostro sindaco è un bel protagonista per questo progetto, avanti ogni giorno un altro passo. Ma questo sicuro, stadio sicuro, ma tempo è non sicuro, ma non troppo lontano. Ed ora vi ricordo la nostra trasmissione questa sera 20:10, si parlerà di femminicidi, ospiti questa sera saranno Rita Giannetti, presidente del centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso e psicologa, e l'avvocato Anna Maria Marin, legale del centro antiviolenza sempre Telefono Rosa di Treviso. Ed ora siamo invece all'esito del nostro sondaggio sulle dichiarazioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Vediamo come avete votato. Il 97% quindi è favorevole e quindi ha risposto di sì, mentre il 3% non è d'accordo ed ha risposto per il no. Bene, è tutto quindi per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e vi do appuntamento per le prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.
Prosegue il bel tempo, il clima mite, ma dal weekend tornerà il gran caldo a causa dell'arrivo dell'anticiclone africano Polifemo. Sul Veneto continua il bel tempo soleggiato e stabile ovunque, salvo poche nubi sparse, specie sui settori alpini. Temperature che risultano essere in ulteriore aumento, con massime previste tra i 28 e i 33 gradi, minime attese tra 17 e 21 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui avremo una splendida giornata soleggiata e stabile ovunque, con cieli quasi completamente sereni. Temperature massime tra i 29 e i 33 gradi, valori minimi previsti tra 18 e 19 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi con qualche addensamento e locali temporali pomeridiani sui settori orientali dell'Alto Adige. Prevale il tempo asciutto e soleggiato altrove. Clima caldo con temperature massime tra i 32 e i 35 gradi, minime tra 18 e 19 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, venti deboli orientali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal nostro meteo per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susini. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susini a 0 gradi. Acqua estate è annuale Venezia.